Rafforzati i controlli per proteggere le sedi istituzionali delle forze dell'ordine, il carcere e il tribunale. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha convocato d'urgenza una riunione in prefettura dopo i 3 striscioni intimidatori comparsi a Padova nelle scorse ore nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia, all'amministrazione penitenziaria e all'ordine giudiziario. Il prefetto ha riunito i vertici di Carabinieri, Finanza e lo stesso questore, confermando il dispositivo di sicurezza che quest'ultimo aveva ordinato dopo il ritrovamento del primo striscione ai giardini dell'Arena inneggiante al 34enne egiziano arrestato lo scorso 23 giugno per aver incendiato le auto della polizia ad Albano Laziale a febbraio. Adottare subito e disporre queste misure appunto di intensificazione prima agli obiettivi, alle sedi, no, le classiche sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza insistenti sul capoluogo in tutta la provincia. Poi successivamente, tarda mattinata, primo pomeriggio, gli altri 2 striscioni con riferimento appunto al sistema carcerario, al Palazzo di Giustizia, alle procure e quindi anche un'ulteriore seconda ordinanza con la quale ho disposto il rafforzamento di queste misure di vigilanza e prevenzione anche a questi altri obiettivi sensibili. Durante la riunione si sono valutati i rischi dopo i 3 striscioni che hanno preso di mira in quelli esposti in via Ormanetto e in via Tommaseo anche il sistema carcerario, citando il 41 bis e la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito e le procure. Sono già state adottate e verranno ulteriormente implementate importanti misure a tutela del personale e dei luoghi di lavoro, ha scritto in una nota il prefetto Forlenza. La matrice è unica ed impressa chiaramente in tutti e 3 gli striscioni con la accerchiata, simbolo dei gruppi anarchici. Sicuramente è una strategia volta praticamente ad alzare un po' il livello di tensione, quasi a voler rimarcare una presenza ancora sul territorio, come voler dire siamo qui, quindi ad alzare il livello di tensione e di attenzione. Le indagini affidate alla Digos di Padova sono in corso, al vaglio le telecamere di sorveglianza delle zone dove sono stati ritrovati gli striscioni e le possibili tracce lasciate.